Amici bellini, siamo finalmente in vigilia e io sono proprio contento, non ce la facevo più, cioè sono emozionato, no emozionato, sono in attesa anche di queste partite di oggi. Benvenuto Ubix Island e lasciate un like, veramente, perché questa sosta è stata veramente dura, forse perché avevo pure meno musica da fare, veramente una noia mortale. Anche il fantacalcio mi manca, devo vedermi il Como, non ce la faccio più. Quindi voi vi guardate prima il pronostico, Attenzione ai colpi di scena. quindi non potete skippare niente perché lo sapete che è fondamentale. E poi ci rivediamo per la formazione dell'Empoli che è importantissima. Ci siamo, sapete che mo è obbligatorio farlo per le premesse, per le volte in cui vediamo un po'. Fazzini è un mio pupillo. Giasi ci rompe sempre un pochino le balle. Insomma, mettiamo ovviamente Gilmour lì. Poi io confermo Kvara. Non lo so se poi alla fine gioca Neres. Vediamo con Spinazzola e che Dio ci metta la mano su perché aiuta sempre. Signore e signori, Grassi, pure Grassi, stiamo già accorti perché non mi sembra proprio il caso. Uè, come mamma mia, il tunnel anch'issa. Uè, Spinazzola. Bravo, vai Politano, vai. Guarda Lukaku ha fatto il movimento, bravi. Bravissimo Lukaku, vai. Esatto. Vai Kvara, ti mostro, bravi. Ma Lukaku. Attenzione, Rachmani, bravo Rachmani. È buona la palla di Anghissà. Vai Politano. Spina. Due palloni in McTominay. Bello, pulito. Esatto, vai Gilmour. Buono. Guarda, vai Lukaku, vai, bravo. Mamma mia, bellissimo. Bravo Lukaku. Ci prova. Maronna. Vai, guarda, non è finita. Gilmour, perché non hai tirato? Gilmour. Non avrebbe tirato manco lo bot, onestamente. Anghissà, di te. Facile. Vai Spina, mettila bene. Rachmani proprio a vuotissimo, attenzione. Facile. Un po' rischioso, Caprile questo passaggio, perché? Vai Di Lorenzo, vai che vieni dalla doppietta, vai Politano, che l'ha detto che non ti toglie mai, vai Di Lorenzo, metti il cross buono, esattamente, questi con due passaggi, guarda là. Bravo Di Lorenzo. Billy Gilmour. Non mi sta piacendo McTominay, sta troppo indietro mezzala e non fa né quello né quello, attenzione. Bravo, buongiorno. Sì, ecco come usciamo puliti. Vai, anch'issa, Buono. Gilmour, non ti nascondere. Bravo, bravissimo. Bravo Scotti. Spinazzola. Oh, signori, no, bravi. Bravo Politano, vai, appoggiati. C'hai Lukaku davanti, proprio facile. Vai Gilmour, vai che Politano c'ha tutto lo spazio. E qua, se non la facciamo, ci arrabbiamo. Politano! Quello è un gol mangiato. Vai, quello è un gol mangiato, Attenzione, gol sbagliato, gol sventato da Rachmani. Vai Scotti, porta un po' palla, dai, bravo. Esatto, ma ecco qua. È buono. È un primo tempo non noioso, non bellissimo, tosto. L'Empoli è tosto. Molto bene, vedo un clima sereno, mi fa piacere. Allora, D'altra parte, vabbè, 4 tiri noi, loro poco niente. Dai, facciamo qualche cambio? Bless you. Voglio che il primo che insomma vada in attacco sia McTominay. E ci sta, però deve andare un po' più avanti. Sì, Gilmour sta bene là, chissà pure potrebbe avanzare un po' Politano perché sta troppo solo Lukaku. Buono, buonissimo. Vai Spinazzola con tutto il col destro perché così chissà. Sto portiere Vasquez che è fortissimo questo, cioè. Lo schema. Scott è uguale, hanno fatto uguale. Fazzini, il mio pupillo. Ma sbaglia Fazzini, vai Gil, bravo Gil. Anche sa, buono per Politano. Vai Politano. Il cross verso Lukaku. Attenzione, Vasquez. I due scozzesi che dialogano. No, buongiorno, stai attento. Bravo Spina.
sta giocando male Spinazzola. Beh, vai Kvara, buono. McTominay, lo spazio per il T. Ma si arrabbia. E ancora uno schema, Gilmour la rilascia a Kvara con un tacco, il cross, attenzione. Dalla distanza, Rachmani, è pazzo. Di Lorenzo, ancora per Politano, vai Politano, se la mette sul sinistro, è buono per Lukaku, mamma mia. Stava facendo l'Eurogol. Signori, è nell'aria, eh? Questa volta stiamo giocando bene, stiamo creando delle difficoltà, sale in cattedra il portiere avversario. Bravo Anghissà. McTominay apre bene per Kvara, si muove Lukaku, lo serve Kvara, Lukaku, ancora McTominay, vai Kvara, mettilo bene, mettilo. McTominay la recupera. Attenzione Anghissà, questo è il momento, è nell'aria, Di Lorenzo. Si coordina bene Lukaku. Kvara. Colombo, solo con noi segna Colombo. Vai Lukaku, ce l'hai, vai pure col destro. Si cambia Neres. Ma perché sì, devi essere più. Anche Spinazzola al posto di Mazzocchi, al contrario, Mazzocchi al posto ci sta. Si muove Scotti. Lo serve Kvara, lo ride Scotti, ancora Kvara, il cross al centro è buono per Anghissà e prova alla fine. Ancora Kvara, il tiro ribattuto, Anghissà, no è Neres, attenzione Di Lorenzo! Che cos'è questo risultato? Non l'ha mai fatta una cosa del... Sbaglio o c'è stato assist di Neres l'ennesimo assist di Neres? Eh sì, di tacco. C'è un gol che Di Lorenzo fa, può fare, sì. Gol, potrei. Bravo, Rachmani, vai. Il passaggio non fa. Guarda di prima e adesso si vola. Bravo Mazzocchi, vai Mazzocchi, ritorna su Kvara, il cross al centro, un pochino arretrato per Lukaku, ma arriva Di Lorenzo. Neres, ci prova lui sui sostegni. Bravo Neres, vedi pure la fase difensiva. Se lo dimostri che la fai, magari giochi di più, magari giochi al posto di quell'altro. Bella partita di Gilmour, buono da Lukaku, come smanetta, mamma mia il tacco di qua, mamma mia signori, questo è un Eurogol, è un gol che questo Napoli fa, perché c'è proprio Lukaku che fa sportellate, come resiste, però lo lascia Kvara, una finezza per Neres che fa il contromovimento. Ma li possiamo vedere insieme, Antonio Conte, li possiamo vedere insieme, dai. C'è anche Scotti, vai Kvara, bella squadra, Kvara, attenzione Lukaku, il movimento, arriva Anghissà, Mamroca. Anghissà vuoto, attenzione, buongiorno. Stavolta è saltato buongiorno, ma c'è Scotti che però corto. 4 minuti di recupero, vai Mazzo, bravo Mazzocchi. Buono, vai. Non gioca male l'Empoli, però non c'è stata storia. Bene. Tutto bene, tutto facile, quasi troppo facile. D'altra parte, io ve lo dico così, per onestà intellettuale. Guardate a Neres come la faccia che dorme. È successo anche questo. Però non vi fate spaventare, cioè, non vi preoccupate, cioè se poi il risultato uscirà una combinazione delle due cose, io non mi prendo responsabilità. Allora, insomma, avete capito? Fate i vostri calcoli, perché una vittoria, poi magari una sconfitta, può diventare un pareggio, però quindi vado bene io, diciamo, come pronostico, vediamo cosa succede. Con una Brabham io veramente non vedo l'ora, cioè Maggiavere Como, Parma, Genoa, Bologna forse mi interessa, però potrebbe essere interessante vedere Milan, Udinese. Io ieri ho ascoltato la conferenza di Fonseca e fa male, mi dà quelle sensazioni garsiane di un uomo in difficoltà anche con la lingua. Ho fatto questa riflessione sugli altri piccoli social che mai più se non ha una proprietà di linguaggio, come all'epoca mi facevano notare Mourinho, lo stesso Benitez aveva una grande proprietà di linguaggio, se non hanno questo quid con l'italiano in Italia male, va a finire che se li mangiano. E quindi, ma non è meglio
meglio avere un traduttore, parli con la tua lingua, sei più a tuo agio, perché non capisce tutte le parole, quando deve rispondere in italiano le prende, le azzecca così, e immagina chi ti deve seguire. Quindi ho sofferto ad ascoltare Fonseca, veramente, e lì stiamo proprio a vedere se la società Milan fa la stessa fine della società Napoli l'anno scorso, o se hanno più esperienza, ci mettono una pezza, proteggono invece di delegittimare Fonseca come abbiamo delegittimato Garcia. È molto interessante, quindi veramente sono curioso di capire. Giocherà a Leao, mi interessa saperlo, verrà punito perché ha pure parlato delle nazionali, io ce l'ho al Fantacalcio Mantra, lo devo sapere. Poi Juventus-Lazio deve essere una partita eccezionale, insomma oggi ci divertiamo, domani siamo già live perché ho scoperto che la partita cade alle 6:30 del mattino, quindi ci sarà proprio io devo andare a suonare. È mai possibile che nessuna serata, tutte le nazionali, ma ci potuto vedere tutto quanto, mo che mi interessa già a faticare, e questo è purtroppo sta Leao in primo piano, non sono sicurissimo. E insomma Vasquez è un grandissimo portiere, Ismaili, che poi si diceva il Napoli interessato a Ismaili, io feci il video, Ismaili no, eppure sta giocando benino. Questo qua spesso ci ha messo in difficoltà, me lo ricordo così. Angiorin non lo so, Fazzini finisce titolare in qualcuno dei miei fantacalci, Grassi, Fazzini, Grassi, Regini, queste cose qua. Poi Pezzella che sta facendo tutta la fascia su e giù. Sto ragazzo è forte e non c'è niente da dire. Su Colombo un po' meno, a volte c'ha quegli esploit, noi ce lo ricordiamo bene, e dalla panchina chissà, De Sciglio non sta trovando spazio. Io mi aspettavo che De Sciglio diventasse titolare e non lo sta trovando lo spazio. Henderson entra sempre e ci dà fastidio, male. Zurkowski, attenzione a Zurkowski per favore. Solbakken, a me piaceva moltissimo Solbakken, ha fatto la fine dei Tracken, a me Solbakken piaceva molto. Pellegrini giusto contro di noi, insomma vediamo, speriamo bene. Per quanto riguarda il Napoli io li confermo Spinazzola, confermo Politano, Anghissà, Gilmour, Kvara, McTominay vicino a Lukaku, li confermo così come stanno. Poi teniamo presente le possibilità: Mazzocchi al posto di Spinazzola, o addirittura uno Zerbi, magari Spinazzolo, qualcuno diceva te lo giochi nel secondo tempo, potrebbe essere, prima sei guardingo e fai giocare Mazzocchi e poi ti giochi Spinazzola. Lo stesso Zerbin potrebbe giocarsi una chance da lì, ma non credo. E poi solo al posto di Kvara, se Kvara dovesse stare, non per la quale ci possiamo immaginare un Eres là che lo può fare, lo abbiamo visto, lo fa anche bene. Per il resto pochi dubbi, ma pochissimi in realtà, sono quasi sicuro. Di conseguenza godetevi il ritorno del campionato. Io se penso che tra tre partite posata fanata sost veramente ci impicchiamo, quindi non ci pensiamo, facciamo come Conte, una alla volta senza andare troppo, perché è sciocco pensare troppo a lungo. Voi lasciate i like perché poi servono, e andate già a lasciare i like sulla live che è già programmata, e quindi facciamo tutte le cose nostre nella pace del Signore. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Un bacio, casto però, sempre casto. Mai, tutto delle sciare di una